mi occupo di digitalizzare le fonti sonore, musicali, orali, raccolte negli ultimi 80 anni, 60-80 anni, dedicate alla Grande Guerra, che quindi riguardano i testimoni civili e militari di quell'evento, di quel conflitto, e anche le comunità che oggi si confrontano con cambiamenti ambientali avvenuti nei territori lungo il fronte. Principalmente l'obiettivo è quello di digitalizzare appunto queste fonti sonore e contemporaneamente censirle, qualora non sia possibile digitalizzarle per motivi giuridici, al fine di creare il primo censimento nazionale di fonti sonore dedicate alla Grande Guerra. Censimento e parte della digitalizzazione andranno al Neve di Montebelluna, Memoriale Veneto della Grande Guerra, che così arricchirà la sua collezione, che appunto è ancora in costruzione in Fieri. Questo è un riassunto. Abbiamo un protocollo che in realtà ho istituito da poco, che prevede essenzialmente diverse fasi. Una fase di appunto contatto con i testimoni, ma principalmente più che con i testimoni, con coloro che conservano fonti sonore. Abbiamo una seconda fase che è di censimento, di schedatura, quindi ogni singolo fondo o singola fonte viene schedata, censita, e successivamente, se vi è la possibilità, si digitalizza la terza fase. La quarta fase sarebbe creare un'interfaccia web, quindi un sito web in cui si possa fruire liberamente su internet. E nel caso specifico delle mie interviste, cosa hai intenzione di fare? Nel suo caso siamo già alla seconda fase, nel senso che mettiamo il caso che non l'avessimo conosciuta, avremmo dovuto iniziare un processo di contatto, cioè dovevamo creare un network, una rete, dovevamo contattare chi poteva avere o chi sapeva chi aveva effettivamente fonti. In questo caso il primo passaggio l'abbiamo bypassato. La seconda fase sarebbe interessante, servirebbe a comprendere quante fonti si hanno, quante fonti ha indicativamente, senza per forza di cose digitalizzare, ma indicativamente per dare un censimento, per fare un censimento libero per gli studiosi, per gli accademici e non anche i ragazzi e le ragazze. Che verrà depositato a questo MEDE. Esatto, quindi questa siamo ancora alla seconda fase. E poi si andrà a digitalizzare, ma questo è un discorso che va fatto a parte, soltanto qualora vi siano le condizioni giuridiche, nel senso che noi dobbiamo rispettare ovviamente sia la privacy sia il diritto d'autore.